Allora, diciamo che è stata una scelta molto graduale e ponderata, perché chiaramente dopo quello che abbiamo passato nell'ultimo anno, tutti quanti, ti fa capire, ti fa pensare, dici, vale la pena lasciare un lavoro sicuro per cambiare totalmente vita, per fare una scelta che avrei comunque fatto in futuro, ma magari non così presto, no? E l'ho pensata veramente tanto, l'avrò pensata 6 mesi, perché ovviamente era un salto nel vuoto per me, era un salto che dici, ce la farò mai? Sarò all'altezza? Sarò quella che delude poi la famiglia? Perché non sono del mestiere, sto imparando e ho due buoni maestri, diciamo così. Però alla fine mi sono buttata, ero arrivata a un punto dove dico, bene, prendo in mano la mia vita e faccio questo salto, poi chissà, posso dire che magari un domani la Nadia del passato l'ha più che ragionata come scelta. E il discorso è che io ho deciso di vivere di più soprattutto la mia famiglia, i miei cari, perché l'anno del Covid mi ha fatto molto ragionare su questo, sugli affetti e sulle persone che abbiamo attorno a noi, perché siamo arrivati al punto che non potevamo neanche più salutarci, vederci, stringerci la mano. E io ho detto, io non voglio questo, non voglio assolutamente perdermi mio nonno, che è un reperto sul serio, e mio papà, e quindi ho detto, lo faccio, mi butto. Poi posso sempre tornare indietro, io comunque mi auguro che vada bene, chiaramente. Lo studio non era la mia passione, l'ho sempre fatto, ho fatto 2 anni di agraria e poi no, mi piaceva più la pratica, mi piaceva un po' la libertà di non essere condizionato, quindi mi sono messo e pian piano mi sono messo su questo lavoro definitivamente. Ecco, noi una volta avevamo la zootecnia, avevamo delle bestie, non era la mia passione, negli anni ho cambiato e siamo buttati completamente sulla viticoltura e soprattutto anche sulla vinificazione, perché noi vinifichiamo e anche sì, vendiamo bottiglie di spumante, quindi dall'inizio alla fine del ciclo, ecco. Io l'ho avuta da bambino, perché da bambino attorno alle case dove abitavo, no? Mio fratello avevano messo delle viti e io le ho allevate tutte uva fravola per fare ombra sulla casa. Sì, ma ero grande così, ho messo le due prime. E dopo ho continuato ad andare in montagna io, perché a 12 anni facevo ogni giorno San Pietro Mariec con la slitta. Il discorso è, secondo me, che se io avessi fatto quello che voleva lui all'inizio, non l'avrei mai fatta col cuore una scelta del genere. Nel senso che se forzi le persone a fare qualcosa per cui tu vuoi che lo facciano, casca un po' il palco, cioè lo puoi fare per un periodo e poi dire ok, non è il mio mestiere e dici io l'ho fatta molto col cuore questa scelta, ero arrivata in realtà a un bivio perché avevo anche ricevuto un'altra offerta di lavoro, non sapevo se poi io mi ero già dimessa da dove ero e avevo già scelto, incanalato quale sarebbe stata la mia vita, la mia scelta futura. Però lì c'era appunto questo bivio dove dicevo vado col cuore o vado con la testa e alla fine ha scelto il cuore. Ma come ho fatto non lo so di preciso, perché come dicevo ci ho provato quando era un po' più piccola, però no, non è andato a buon fine. Sai, forse vedendo come vanno le cose, adesso il prosecco che gira abbastanza bene, queste robe qua ti fa un po' anche innamorare della tua terra. Una crescendo si rende conto poi di quello che è magari il nostro territorio, la vocazione o con passione magari che ti viene quando arrivano i clienti a casa, e così forse credo sia più che altro questo. Come hai insegnato? A mio figlio? Sì, Mio figlio aveva cominciato ad andare a scuola
È andato un momento e mi fa, papà mio vai più a scuola, vieni dritto da te. Questa è la mia idea, e parole, hai capito? Vai alla scuola agricola, no Celestino? Secondo me l'esperienza che ho fatto non va buttata assolutamente, anzi fa tutto tesoro. È tutto un bagaglio culturale, un bagaglio per me stessa, per la mia persona e quindi non va assolutamente buttato. Poi credo che comunque l'esperienza la si impari meglio sul campo e poi, ripeto, con due buoni maestri quali sono mio nonno e mio papà, io penso che non mi possa mai mancare niente, ecco. Può portare il saper stare con la gente, oltre alla passione del suo lavoro adesso, ma anche saper parlare con la gente. Adesso che gira il turismo, lei che ha studiato, che sa l'inglese, che sa anche qualche parola di qualche lingua, sicuramente è importante. Io non saprei, quando mi arriva qualcuno fai la figura anche da, non dico stupido perché non l'ho studiato, però sei lì un po' imbarazzato, loro si sanno capire e si arrangiano benissimo, quindi è molto importante da adesso in poi che passa ormai gente dappertutto con il nostro patrimonio dell'UNESCO della zona e così, quindi la vedo molto importante. Si pensa che fare l'agricoltore sia un lavoro, voglio dire, maschile, no? Quindi sicuramente una punta di rosa ci sta, ecco. Poi probabilmente perché no, un po' di innovazione, perché sicuramente penso che il lavoro fatto negli anni 70-60 di mio nonno non sia quello di oggi, insomma sono passati un po' di anni, quindi credo nella evoluzione delle cose, magari questo, ma è troppo presto per dirlo secondo me, perché ho appena iniziato, veramente, sono ancora fresca, ecco.